prossimo brano, intitolato Gerusalemme, è chiaramente la morte di Cristo. Si tratta di un momento di altissima drammaticità, nel quale però, in modo incoerente, non vi sono richiami alla fede né tantomeno risposte confortanti. Al contrario, viene posto un particolare accento sul pianto di Maria e sulla sua solitudine sotto la croce, dove neppure gli angeli, tempo festanti per la nascita di Cristo, si fecero vicini. Guardando al testo di questo brano in termini universali, calandolo nell'attualità, ecco che la morte di Cristo equivale alla morte assurda quanto crudele di tanti innocenti, soprattutto bambini. Il pianto e la solitudine di Maria e il pianto e la solitudine delle tante madri disarmate di fronte alla perdita dei propri figli. La città di Gerusalemme